nato ai bordi di periferia, dove i tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta salita, andare avanti senza voltarsi mai. E ci sei adesso tu a dare un senso ai giorni miei. Va tutto bene dal momento che ci sei adesso tu, ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là. Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Come è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere. Oh, più bella cosa non c'è di te, Enrico, grazie di esistere. Alla chitarra e voce Enzo, la voce Floriana, alla batteria Mauriglio e la chitarra che accompagnamento Teo. Signore e signori, buonasera e benvenuti in Controvento.
per la seconda volta in diretta nel mio programma e nelle vostre case. Fatemi salutare prima Floriana e Mauriglio e poi abbiamo Enzo e Teo. Buonasera, grazie di esistere, lo dico io a voi, soprattutto grazie di tenerci compagnia in quest'ora. Sono in diretta, sono le 20.07 e questo è il numero per le vostre richieste, per i vostri saluti a questa band amica di Rete 7, amica di Casa Peretti. 348 80 40 254 e perché no anche magari per delle vostre fotografie che manderemo in onda nel terzo tempo. Ma adesso, per chi si fosse perso male la puntata precedente, Enzo, raccontami qualcosa di questo progetto chiamato Controvento. Bene, Controvento è un modo per andare in giro e cantare le canzoni di Eros Ramazzotti che a noi piacciono molto. Sono canzoni, secondo noi, punto di vista musicale, molto molto interessanti, molto belle, e musicalmente insomma hanno un perché. Anche perché, se non sbaglio, non ci sono tante cover band di Eros Ramazzotti. Ricordiamo che qua siete in versione ristretta, perché la batteria non ci sta, perché tante altre cose non si possono avere nel nostro studio. Quindi non ci sono tante band in giro di Eros Ramazzotti. No, cover di Eros Ramazzotti c'è qualcosa nel sud Italia, noi la stiamo portando nel nord Italia. Bene, bravi. Ma neanche a farla apposta ci hanno chiamato per andare a fare una serata al sud Italia, a Salerno, sì, a Salerno addirittura, va bene. Nel frattempo la regia ha fatto vedere la vostra pagina Facebook, amici all'ascolto, perché Grazie. no, richiedete l'amicizia e Controvento cover band di Eros Ramazzotti, perché ne vale la pena, così potete anche essere informati sulle loro date, perché ce n'è. Raccontiamo un po' di date, vai Enzo. Continuo sempre io? Dove siete? Continuo sempre io. Oppure Floriano, hai ragione. Floriano. Continua lui, l'ho detto che deve continuare lui, vai. Ok, allora le prossime date sono sicuramente ne abbiamo una a Torino, una a Collegno, 2 date. Ma sai anche il giorno, così a caso se lo segno, no? Allora, il 14 settembre saremo a Collegno. Bene. Nel parco di Collegno. Amici di Collegno, della chiesa di Collegno. non potete proprio non andare ad ascoltarlo. Certo. Se siete in vacanza, tornate prima. Il 30 dovremmo essere, se il nostro batterista ce lo concede, se non andrà in vacanza, e invece no, ci andremo. 30 settembre? No, il 30 di agosto. Non si va a vacanza agosto, No, è pieno di infatti, gente in agosto giro, no, certo, code, la roba è cara. Quindi dove? Saremo a Scalenghe al Rosso Pachino. Che saluto, il nostro amico Rosso Pachino. Emanuele. Poi saremo, ci spostiamo a dicembre. Sì, ci spostiamo insomma nelle altre date, ma io nel frattempo so che devo andarti a cercare. È già pronta. Il prossimo brano. Ma è un brano che abbiamo deciso di farlo cantare a me. Farlo cantare a me. Ok. Ti sposerò perché? Sì, pensavo fosse il brano che doveva cantare. No, io credo che non c'è il bello della diretta. Non ho la mia tecnologia qui davanti, quindi se sbaglio qualcosa sbaglio io. Per di più è una richiesta arrivata la scorsa volta. Amici, godetevi quest'ora di Casa Peretti, mandate i messaggi, e adesso un brano che parla d'amore all'infinito, perché ti sposerò perché. Eccola qui. Arrivo, passare un po' di qua e poi vado di nuovo di là. Ti sposerò perché mi sai comprendere e nessuno lo sa fare come te. Ti sposerò perché hai del carattere quando parli della vita insieme a me. E
e sei mezza matta proprio come me. In comune fra di noi c'è più di una cosa. Ti sposerò perché Per esempio so che del pallone sei tifosa. ti sposerò perché Non mi chiedi mai il giorno che sarai mia sposa. E poi perché io so già che se litighiamo io e te non stiamo mai più di un minuto col cuore arrabbiato. Ti sposerò perché ami viaggiare poi stare in mezzo alla gente quando vuoi e sei di compagnia e si vede subito, tanto è vero che il mio cane ti ha già preso in simpatia. Sono straconvinto che sarà una cosa giusta. ti sposerò perché Sei un po' testarda sì, ma quel che conta è onestà. ti sposerò perché Per un tipo come me tu sembri fatta apposta. E poi perché se chiedo a te fiducia e un po' di libertà, non dici no, anche per questo vorrei sposarti presto. Presto! Ti sposerò perciò, ci puoi scommettere, quando un giorno, quando io ti troverò. Grandi emozioni questa sera in Casa Peretti. Grazie, grazie Henry, grazie. Bravi, ancora bravi. 348 8040 254 il numero per i vostri messaggi. Mi raccomando, non siate timidi, amici a casa, Certo. perché lo sapete che ogni applauso per quanto ci riguarda è una stand innovation, e di stand innovation questi ragazzi se ne meritano e tante. Yes. Io adesso so che dovrei far partire una storia importante, però visto che Sì. c'ho l'aggeggino nuovo, facciamo allora playlist Casa Peretti luglio e poi mi sposto su questa. Ho fatto Yes, bene? Ho detto bene? Ho perfetto. fatto bene? Bravo Peretti che hai imparato! Io con la tecnologia sono esattamente proprio una scarpa, una scarpun. Va, una non dire così scarpun. che sei bravissimo. Sì, vediamo se parte quella lì giusta, una storia importante alla voce floriana nella versione di Giorgia. quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie, ma ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu.
La voce per voi di Floriana. Oh ragazzi, qua si anda al vivo, ci possono essere anche qualche la base un po' andata così, anche perché voi non siete abituati a suonare anche sulla base, quindi suonando dal vivo, ma qua non si può, nel senso gli strumenti sono dal vivo, eccetera 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 eccetera, però non c'è batteria, non c'è tastiera, non c'è stand, ragazzi. Casa Beretti è 4,20 metri per 3,60, quindi voglio sfidare voi a venire sulla 4, ragazzi, nel vostro cucinino, però adesso andiamo a dire delle cose molto belle e molto importanti per questo weekend. Vai Paolo in regia, poi dopo andremo in pubblicità, però prima voglio raccontare di questi giorni a Barge, dal 26 al 30 luglio 2024. A Barge c'è una grandissima festa, la festa di San Giovanni. Adesso guardate proprio lì nella vostra TV tutti gli eventi, partendo dal 26 con tante cose belle, una cover band, la cover band show dei Ligabue, quindi libera uscita, poi c'è la paella, il Barge Sound che dalle 19:30 fino a mezzanotte, tante band sparse per le vie di Barge, mentre sabato 27 si parte al mattino con la gara a bocce. Sei bravo Enzo a giocare a bocce tu? Sì, Io sono un fenomeno, negato. E poi tutta una grande giornata, la gran grigliata, di nuovo il Barge Sound, alla sera l'esibizione di ballo con la scuola EDS Happy Dance for You, mentre la domenica tante cose belle, anche la domenica partendo dal mercatino, poi c'è il Barge Desbarasa, che i negozi mettono in strada tante occasioni per voi amici a casa, quindi tutti a Barge, sempre la grigliata, gare di bocce, e alla sera il concerto del nostro amico Michael Capuano. Lunedì c'è la fiera, amici, c'è la grande fiera Barge, la fiera commerciale, e poi il concerto di Aurelio Seimandi, il ballo al palchetto Gioielli, che salutiamo. Martedì 30 presso il campo sportivo c'è la cena in bianco, sono previste più di 1300 persone, tutte vestite di bianco, e ci saremo anche noi a immortalare l'evento con le telecamere di Rete 7 insieme alla zia Marta. Nel frattempo ho il piacere di salutare Giulia Frencia, il DJ, che andrò a conoscere, anzi non andrò a salutare perché è una mia cara amica, ma è alle 22, grande spettacolo pirotecnico. Io sono curioso di vedere le majorette di Barge con i bastoni luminosi, cioè sarà tutto un colore Barge. Ok regia, grazie per il tuo lavoro, e adesso noi ci fermiamo soltanto 3 minuti e mezzo e poi torniamo in onda. Con che canzone? Io direi un attimo di pace, perché in questo mondo un attimo di pace, ok? Nel frattempo godetevi la pubblicità e mandate messaggi al 348 80 40 254. Pubblicità. Consigli per gli acquisti. Bravo, si dice così, consigli per gli acquisti. Oggi io non ho proprio voglia di vedere gente intorno, chiudi tutte le porte. Oggi dicono a chi mi imbronia, a chi manovra ogni giorno, verità capovolte. Me ne sto qui da solo con te, il pericolo che c'è lo terremo a distanza. Me ne sto qui da solo con te, voglio farlo prima che il cielo crolli sulla stanza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti a me più cari, specialmente se si tratta di te. Fammi assaporare questo attimo di pace, per sentirlo fino in fondo dentro me. Oggi carichi e sogni atterrano e chiudono le ali, perché il tempo di volare non è. Vista la città dalla collina, sembra un gigantesco film con tutte quelle luci, anche se questo è un gioco non è, le palline siamo noi, schizzate in una folle danza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è.
assaporare questo attimo di pace, per sentirlo fino in fondo dentro me. Oggi che anche sogni atterrano e chiudono le ali, perché il tempo di volare non è, non è. Perché il tempo di volare non è. Oggi che anche sogni atterrano e chiudono le ali, perché il tempo di volare non è. Tempo di volare non è. Pure per voi è arrivato il tempo di volare, anche perché siete nati quanto tempo fa? Pochissimo tempo fa, diciamo che abbiamo esordito quasi qua, in questo... Quasi qua, quando Quasi era? qua. Quando è stato? Un mese e È mezzo stato fa? più o meno Due? un mese e mezzo fa, due, sì, Ok, sì, sì, dopo l'esibizione live, dopo il primo live in casa Peiretti, com'è cambiata la vostra vita? Beh, è Adesso cambiato non che esageriamo, però. non ci salutano più. Ecco, lo sapevo, è normale. No, ma bene, no, dobbiamo dire grazie a te, grazie a Rete 7. È un piacere avervi qui. È stato bello perché comunque ci hanno visto, ci hanno riconosciuto, ci hanno invitato anche a fare delle serate, insomma ha funzionato. Ha funzionato, bene. E siamo stati molto contenti. insomma. A proposito di serate, volete sapere, amici, dove sono a suonare sabato insieme a Juanita, Alessia Chelucci? Abbiamo la foto perché noi non ci facciamo mai mancare nulla. Abbiamo la foto del Peiretti messo un po' così, un po' strano, però Eccolo. ecco qua, siamo al centro culturale I Topi in via Diaz a Luserna Alta. Sarà una grande serata fatta sì del nostro live, quindi della nostra scaletta, ma un pochettino modificata, perché daremo anche spazio alle vostre voci. Se vi fa piacere venire a cantare una canzone insieme a me e insieme ad Alessia, bene. Se fai cena avete la possibilità di esibirvi insieme a noi, ok ragazzi? Quindi vi aspetto tutti, ma davvero tutti, sabato sera, e questo sabato sera vicino a Casa Peiretti, perché è proprio qua dietro il centro culturale I Topi. E saluto il mio amico Davide. Ciao Davide. Per di più voi dopo si va a mangiare. Sì, dopo andiamo da Davide, andate a sì, mangiare. sì, certo. Chi lo sa, poi magari vi vedremo anche voi Ma live. vale anche stasera che se mangiamo cantiamo una canzone o è solo per quello? Non ci sì, se vi mettete lì con la chitarra e potete fare ciò che volete. Andiamo avanti con la musica, ma prima vi ricordo, mi raccomando, i messaggi 34880 40 254. Sono le 20:32, è arrivato il momento di cantare senza perderci di vista. Cosa vuol dire questa? Che canzone è senza quanto è importante non perdere di vista un'altra persona? Beh, questo diciamo è un Più po'... vicino al microfono. Questo, scusate Niente. da casa, perché magari da Ventimiglia non c'è... No, ma salutiamo gli amici di Ventimiglia. E il problema è che poi dici una cosa interessante e non la sentono, è un peccato. No, beh, questo è la storia di lui che inizia questa strada di cantante, di famoso, eccetera, quindi va via da casa, si allontana, eccetera, però dice: mi raccomando, non perdiamoci di vista, anche se te la tirerai, se diventerai famoso, eccetera. E allora andiamo a sentire. Un po' vai. come Peretti che è diventato famoso e ci siamo perso di vista. Non è vero. Io sono umile, sempre stato. E sempre sarò. A casa mi han detto: se vuoi andare vai pure, le tue aspirazioni sono mature oramai, ti senti nessuno qui, in questo stretto angolo di mondo, fai la tua strada, vai da Peretti, ti servirà. Certo. Ti abbiamo insegnato a svegliarti presto, ora sei tu che devi fare il resto. Fai la tua strada,
ognuno in fondo ha le sue menate, la sua realtà. Per questo dico a voi, adesso devo andare via. Quanto è la strada sotto i miei suoni, quanta strada, quanta ce ne vuole. Io vi saluto, ciao, vi lascio il mio ricordo, fatto in modo che resista se si può, senza perderci di vista, senza perderci di vista. No, 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 no. Senza perderci di vista, senza perderci di vista. Non perdiamoci di vista, senza perderci, non perdiamoci di vista. Wow! Alla batteria Mauriglio, la chitarra classica Teo, Enzo e Floriana alle voci. Ragazzi, io non vengo neanche là, perché voglio ancora sentire un brano prima che finisca questo tempo. Il prossimo brano è Un cuore con le ali. Devo sto aspettare che parta qua. Eccolo, Un cuore con le ali per voi. Questa è la mia manina. Guarda che bella la mia manina, sempre più bella la mia manina. Quando il cielo si fa scuro e la notte cade giù, come intona ancora i muri, ci si trova in compagnia sotto i portici del centro, alle uscite del metro, per guardarci dentro e parlare un po'. Ci hanno detto a muso duro che per camminare soli noi non siamo ancora maturi e che siamo tutti uguali, ma un cuore con le ali ce l'abbiamo solo noi e nessuno sa che presto volerà. Oh! Cosa si fa? Cosa si fa questa sera? Dove si va? Dove si va? Fuori un'idea.
Vento, bravi, grazie mille di essere qui. E adesso posso usufruire un po' del vostro batterista? Yes. Devo lanciare Prendilo. pubblicità, facciamo un lancio un po', vai. Corra. Vai a casa. Signora, batta sulla pelata al marito adesso. Va. Pubblicità. Ta. Bentornati in questa terza parte di Casa Peiretti. Voglio fare una domanda a Floriana. Floriana, che effetto ti fa vedere alle tue spalle i grandi live di Eros Ramazzotti e riuscire comunque a portarle nelle televisioni di tanti italiani con la vostra musica, con la tua voce, con la sua voce? È emozionante perché una si immagina magari di essere lì sul palco Un po' più vicino al microfono, grazie. veramente con Eros. Ah sì? Non penso sminuire, però. No, però d'altra parte ogni tanto arrivava proprio lì in mezzo a voi e Sì. emozionante. Cos'è per te la musica di Eros Ramazzotti? Cioè tu, a parte questa band, in macchina, quando sei solo ascolti Eros Ramazzotti, non puoi dire no, altrimenti poi Ascolto ti licenziano. Eros, certo. Ti licenziano, ma... E poi ascolto anche altro. E adesso Stella Gemella, Controvento per voi.
Bellissima, devo dire che questa sera le ho cantate tutte, lì seduto tranquillo. Guarda, pensa che mi pagano lo stesso anche se state suonando e cantando voi. Ma che Il bella mestiere sta più bello del cosa. mondo. Ragazzi, Sbagliando ricordo pure. no, ma guarda, questo Lasciamo stare. di solito quando sbaglia Alessia o Luciano faccio fare 20 flessioni in diretta e con tanto di frustate. Però te la seconda volta non mi sembra che ah, ma che bella Casa Piretti, così è bella anche quando si sbaglia, perché siamo dal vivo, se vogliamo le cose precise, perfette, eccetera, facciamo fare ad altri, ok, che registrano al pomeriggio. Adesso non mi ricordo più cosa dovevo dire, ma so che devo dire una cosa importante. Ok, mi è arrivata. Domani sera saremo io e Claudio a tenervi compagnia, quindi preparatevi, altra grande puntata di Casa Peretti, mentre venerdì ci sarà una grande novità, perché non vogliamo lasciarvi ad agosto a bocca asciutta. Quindi ci sarà un brano nuovo, completamente nuovo, che abbiamo creato io, Alessia e Luciano in questi giorni. Ve ne parliamo e ve lo facciamo ascoltare per la prima volta venerdì. Ok, quindi avete poi modo di tutto agosto, quando vi manchiamo, andate a rivedere questo brano. Ok amici, promettetemelo. Adesso però andiamo a leggere tutti i messaggi arrivati fin qui. Vediamo un po' chi ci ha scritto, chi non ci ha scritto. Chi non ci ha scritto non possiamo neanche salutare, ringraziare, peccato. Questo è un bel selfie, ragazzi, questa è la cosa che piace a me, il selfie con Casa Piretti. Grazie mille, grazie davvero. Guarda come siete belli là Sono dietro. bellissimi, sì. Guarda come siete belli là C'è dietro. anche Eros dietro. Sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, ciao Elena. Ciao Elena, grazie. Mi piacciono questi selfie a me. Buone vacanze da Villa Franca d'Asti. Grazie Villa Franca d'Asti. Ricordo che siamo ancora in onda domani sera e venerdì, E poi ci salutiamo. Riprendiamo a settembre. Ciao dagli Spaghetti Sound, musica italiana, Fabio, Flavio e Barbara. Ciao Enrico, ciao Spaghetti Sound, mi piace il nome, Spaghetti Sound. Ma la fate quella, spaghetti, pollo, insalatina. Da domani siamo in vacanza, speriamo di trovarvi nelle frequenze della Liguria. Viva Casa Peretti, Giovanni Alessandria, buone vacanze Giovanni. In Liguria siamo nel canale 83, ok? 83-86, tu cerca di quei fasci lì, 83-86, non mi ricordo. Ora, ciao mamma, tu o Flavio. Ma quanto ha? Love, 2 anni. Ma è bellissimo! Ciao Flavio! Ciao Flavio. Hai sentito la mamma che brava? Ciao Flavio! Ma che bello! E invece dietro Mio marito. come si chiama? Dario. Ciao Dario! Grazie ragazzi! Dario, non vorrei dire, ma dietro di tua moglie c'era Eros. No, buona serata a voi tutti, sempre super Enrico, viva Casa Peretti da Piero Alpino di Gressonei con il costume valzer di Gressonei. Andiamo a vedere il costume, perché Casa Peretti è aperta a tutto e a tutti, e devo dire, mi piace il costume, ma mi piace anche la ragazza che lo sta indossando, devo dire proprio di sì. Cosa dici? Cosa dici La Enzo? costumessa non La è male. costumessa, te capì? Che bella trasmissione, Dani D'Alessandria, grazie Dani, grazie davvero. E poi vediamo, questo è Antonio Primiceri che tutte le sere ci manda la sua fotografia. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti stasera con il controvento, bravissimi da Rivalta, no? Grazie. Amico di Casa Peretti, il nostro Primiceri, per favore ti sposerò perché di Eros Ramazzotti l'hanno fatta, forse ha mandato Yes. il messaggio prima dell'esecuzione, quindi ti abbiamo accontentato. Invece se ti sei collegato tardi, ricordo che potete rivedere questa La prossima puntata volta. anche sul canale 83 Piemonte Più alle 21:30, oppure domani mattina alle 4:15 su Rete 7. Loro si svegliano per rivedersi, fallo anche tu, altrimenti su YouTube. Ciao Peretti, un grande saluto ad Alex prima delle vacanze. Ti mando la foto dei funghi che ho trovato, San Giacomo e Roburen, spero ti piacciono. Ciao. Quelli lì secondo me sono dei pissacan, non sono pissacan, sono buoni quella roba lì, perché io raccolgo solo porcini, perché non le distingo gli altri. Bravo. Io raccolgo porcini e garitole, quelli saranno buonissimi, però io li lascio lì. Bravo Alex, però so che hai la passione dei funghi anche tu. Che bella questa versione, brava Floriana. Ciao papi e Simo. Grazie. Ciao papi Simo, tanto di cuoricino. E poi
Ciao Enrico, complimenti ai tuoi ospiti, mi piacciono un sacco i testi di Eros e loro sono molto bravi a cantarli. Viva Casa Peretti. Post scrittum, ma perché non fai solo una settimana di fermo in estate e una in inverno? Poi cosa guardo io la sera? Ma Roby, ci sono le... Oh, c'ho una vita, Roby, c'ho una vita, sono stanco, devo farmi No, è giusto, delle è cose. giusto. Ma che è giusto? Ci sono le puntate su YouTube, puoi rivederle tutte, ma proprio tutte. Ok, grazie Roby, comunque questo è un messaggio di tanto affetto, Grazie, siete fantastici. Eros il mio cantante, canzoni molto belle. Enrico ospiti grandissimi. Maurizio da Villa d'Osso. Grazie Mauri. Siete già stati a Villa d'Osso a suonare? No. Allora ma magari può succedere. Tu metti una buona parola con il sindaco, vediamo cosa succede. Ciao Enrico, vi faccio tantissimi complimenti a tutti. Siete tutti bravi, sempre bella musica. Vi seguo tutte le sere, chiunque tu sia. Grazie di cuore, grazie davvero. Grazie. Bella questa frase, vi seguo tutte le sere. Perché Bella. ci dà modo di tenerci compagnia, no? Bravissima e bellissima, mi ricordi molto la mia piccola Pia di Fubine, Monferrato, voce stupenda e coinvolgente. Sono qua con la mia piccola Pia e stiamo piangendo dall'emozione, bravissimi davvero. Grazie. Cos'è? Questa è un'altra invitata a Casa Peretti. Viva Casa Peiretti, scrive Enrico da Collegno. Ciao Enrico, complimenti ai tuoi ospiti. Vorrei tanto sentire Terra Promessa di Ramazzotti. Terra Promessa questa sera non l'abbiamo fatta, ma la prossima volta. Bravi. Ezio Bosso, un musicista di spessore, diceva che la musica ci insegna ad ascoltare. Molto vero. Fiori. Bravo Fiori. Fiori Rosa, fiori di pesco. Ciao Fiori, grazie mille, bellissimo questo nome. Buonasera, bravi. Luisa, la nipotina del batterista. Vorrebbe ascoltare l'ombra del gigante se possibile, grazie. Come si chiama la nipotina? Luisa. C'è scritto. Metti che sbagliava il nome, proprio era fantastico. Chiedo scusa. Come tutte le sere tanta musica e compagnia. Bravissimi il gruppo. Ciao Teo. Enrica da Rivalta. Capite perché vado in vacanza? Non ne può più, perché fa caldo, non connetto più, non prendo più. Ciao, grazie per la compagnia. Saluti un uomo fantastico di nome Luigi da parte di Gabri. Certo, salutiamo tutti Luigi. Salutiamo Luigi. Ciao Luigi. E salutiamo anche Gabri. Il tempo a nostra disposizione è praticamente finito. Ciao ragazzi, un saluto a Enzo. Gentilmente mi fate ascoltare una canzone di Battiato. Grazie mille, un abbraccio a tutti. Emilio. Sentimento nuovo. Emilio. Cover band di Ramazzotti, quella canzone di Battiato. Perché sembri già poi Leandro Baldi ieri sera. Saluti da Torino. Ciao Torino, grazie. Ciao. Ragazzi, io ancora saluti da Torino. Dite a Francesca di trattare meglio Gabriele che la ama. Complimenti per la trasmissione. Allora Francesca, Gabriele ti ama e quindi trattalo bene, portalo così su un piatto d'argento e ogni tanto una sculacciata ci sta sempre, perché noi maschietti ce la meritiamo sempre. Signore e signori, hanno cantato per voi i Controvento. Grazie davvero, grazie all'ottima regia di Paolo questa sera, stupendo come sempre, e non mi resta nient'altro che dirvi ci vediamo domani per una nuova puntata di Casa Peiretti. Grazie ragazzi, grazie, ci vediamo domani noi, ciao!